sedere qua per testimoniare che è giusto ed è corretto che tutti abbiano i propri diritti, che vivano sereni, che vivano felici e che possono fare la propria vita senza problemi. Per me è il quarto anno che partecipo a questa manifestazione, è sempre stata una grande gioia. Sono venuta il primo anno con molte paure perché non sapevo di che cosa si trattasse e poi è stata una droga. È bellissimo e senti l'amore che c'è tra la gente, è una dimostrazione, è una lotta per i diritti di tutti, ma la vivi proprio come una fratellanza, cioè fuori dai canoni, da ogni punto di vista. Siamo semplicemente persone, siamo tutti qua, siamo qua per festeggiare l'amore e l'amore è universale, non è per una categoria piuttosto che per un'altra. Con questo nuovo governo pare che stiamo tornando indietro, quindi è importante che la gente ci veda in tutti i nostri colori e in tutte le nostre personalità. Sono qua perché per me è importantissimo per far vedere alle altre persone che noi ci siamo, noi esistiamo e abbiamo i nostri diritti. Io partecipo perché trovo la libertà di tutti la cosa fondamentale, la libertà di scegliere sessualità, stile di vita e anche possibilità di muoversi. E quindi sono qui per questo, perché credo che in ognuna di queste battaglie c'è quella di tutti. Perché è importante che i diritti vengano manifestati anche in maniera scherzosa e giocosa come questo Pride, però alla fine stanno lottando per avere le cose che meritano. Si è orgogliosi di essere non solamente appartenenti LGBT, ma anche di essere dei cittadini di una Costituzione che garantisce l'uguaglianza per tutti. Questo è importante, per quello è importante che tutti si partecipi e si sia orgogliosi di esserlo. Ogni anno secondo me è il giorno più bello dell'anno perché sei in mezzo alla gente che ti vuole bene, con cui condividi tante cose, con cui condividi questa lotta, se la vogliamo chiamare così, secondo me non c'è niente più bello. Assolutamente tutti devono avere gli stessi diritti, e lo dico da mamma etero. Vengo qui da tanti anni ormai, mi sembra giusto, non ci dovrebbe essere bisogno di una manifestazione del genere, dovrebbe essere scontato, invece purtroppo non lo è, ma non lo è anche per tante altre cose. Ho risposto all'appello che hanno fatto varie associazioni, tra cui Libera, riguardo l'emergenza migranti in mare, quindi chi vuole partecipare oggi porta una maglietta rossa come la maglietta del bimbo Alan che è morto nelle acque con la speranza di arrivare in una terra migliore. Perché oggi in questo clima politico secondo me è importante far vedere che non dobbiamo per forza stare a quello che ci vogliono far credere, cioè che se le minoranze stanno male, allora noi automaticamente staremo bene, possiamo stare bene tutti e non dobbiamo trovare sempre qualcuno da incolpare per sentirci meglio. Ogni anno sembra di avere sempre più gente, sempre più numerosi, quindi mi auguro che la cosa continui così e che ci sia un po' più di pace, che il casino bello è questo, no? Altri casini ce ne sono che vorrebbero tagliarti.